Siamo tornati in studio in questa maratona di candidati, ora con me Pietro Dalla Libera, Veneto Civico, circoscrizione Treviso. Sindaco di Oderzo, secondo mandato, per la prima volta ha già rinunciato al vitalizio di fine mandato come sindaco. Non è controproducente continuare a dichiarare io ho rinunciato, lui ha rinunciato? Sarebbe meglio tagliare e basta. Sinceramente io non l'ho mai dichiarato. Emerse perché un consigliere di minoranza fece un'interpellanza in comune per sapere quanti soldi avevo preso con l'indennità di fine mandato e così emerse che l'avevo lasciato, diciamo, alla comunità per i bisogni delle famiglie in crisi. Ma è tanta l'indennità di fine mandato di un sindaco? Circa 11-12 mila euro. Che niente in confronto a un vitalizio di un consigliere regionale. Sì, certo. È per quello che oggi prova la carta del consigliere regionale. No, guardi, perdoni l'impudenza. Guardi, uno dei punti su cui mi batto è quello di abbattere i privilegi e quindi di eliminare l'indennità di fine mandato che oggi per i consiglieri regionali ammonta a 38 mila euro. Abbattere anche l'indennità normale e i rimborsi spese che spettano ai consiglieri regionali e anche ridurre, diciamo, le partecipate, che sono tutte quelle società collegate alla regione che quindi costano molto nel bilancio regionale e quindi a carico dei cittadini. Lei, come sindaco di Oderzo, se non sbaglio, è presidente di un'associazione per la sicurezza, insomma si è battuto per la sicurezza. La sicurezza è un tema anche a lei molto caro? Beh sì, io sono stato eletto con due liste, una Cittadini Uniti e l'altra Oderzo Sicura. Non ho tessere di partito e sono tutti cittadini senza tessere questi. Quindi la lista Oderzo Sicura si connota per così per battersi per la sicurezza. Abbiamo ottenuto, dopo 15 anni di esistenza di un campo nomadi abusivo, prima che venissimo noi nel 2006 con l'amministrazione della Lega, abbiamo sgomberato noi questo campo abusivo. Oggi stiamo sostenendo, diciamo, alcune associazioni come l'associazione Osservatori Volontari, istituita per legge, alla quale secondo me la Regione dovrebbe dare dei contributi per cercare di fare in modo che queste associazioni che collaborano con le forze dell'ordine per tutelare la sicurezza dei cittadini possano lavorare al meglio. Autonomia, un punto anche a lei caro. Sì. Uno dice, però lei è in Veneto Civico per Alessandra Moretti, si rischia di fare un po' di confusione, chi sostiene una cosa, chi sostiene l'altra. Però dirò che come sindaco ho portato avanti l'autonomia del Veneto e le abbiamo approvato una mozione nel 2007 chiedendo l'autonomia del Veneto alla Regione e al Governo, purtroppo senza risultati. È un percorso che si può ottenere seguendo... Autonomia non è una regione a statuto speciale, cosa intendete per autonomia? È regione a statuto speciale, come il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, creando le cosiddette tre Venezie. Sostenere il sociale e l'occupazione, no? Che sono anche questi due temi. Le vostre idee, le sue idee particolari, il contributo poi? Beh, si può dare un forte sostegno alle famiglie in difficoltà. Noi a Oderzo, per esempio, negli ultimi 6 anni alle famiglie in difficoltà abbiamo destinato, con la crisi economica, coinvolte in questa crisi, 700 mila euro per sostenere, per aiutare, tante volte per mettere il pane sulla tavola, tante famiglie i cui componenti avevano perso il lavoro. La Regione può dare una forte mano, ma può riavviare anche e sostenere l'occupazione attraverso contributi ai giovani, alle piccole imprese. E la formazione magari di professioni attraverso la richieste? Formazione, ma attraverso anche lo sviluppo del turismo culturale nelle nostre città, che è molto importante. La cultura deve essere un veicolo e uno strumento per riavviare l'economia e l'occupazione. Sono belle parole, ma come la cultura può diventare volano economico? Ha un'idea, un progetto? Beh, potenziando, diciamo, i sostegni, gli aiuti alle tante iniziative che ci sono nei vari comuni. Alcune città, anche la città di Oderzo è una città archeologica, abbiamo una fondazione Oderzo Cultura che sta lavorando molto bene e bisognerebbe sostenerla maggiormente. Io ringrazio Pietro Dalla Libera, Veneto Civico, circoscrizione Treviso, subito dopo l'ultimo candidato di Veneto Civico. A tra pochissimo.